È il momento che tutte le donne in ascolto, ma non solo le donne, stanno attendendo con grande ansia, perché è arrivato il momento di Lovely Elsa, la rubrica di problemi di cuore a cura della nostra Elsa Faggin. Certo, ciao a tutti, non solo le donne ma anche tutte le nostre ascoltatrici. Che ciao a tutte. Ciao a tutte. Elsa è con noi per risolvere i problemi d'amore, o come dice lei, le pene d'amore, no? Sì, perché noi non vogliamo pene d'amore. No, e allora diciamolo, basta pene, basta pene, basta. No, ha un senso, ma può essere equivocata questa cosa. Per cui, vabbè, Elsa, di che cosa parleremo oggi? Allora, oggi voglio parlare dei vostri problemi di cuore, pur non avendo alcuna laurea in cardiologia. Nel senso figurato. Ne approfitterò per risolvere tutti i vostri problemi. Anche perché oggi è la giornata mondiale. Di cosa? Sì. La giornata mondiale in tutto il mondo. No, Elsa, mi guardi, la giornata mondiale in tutto il mondo. Bravissimo. E allora leggiamo la prima mail, approfittiamone. Leggo la prima mail. Vada. E allora dal Brasile ci scrive José dal Brasile. Cos'è? È uno stato il Brasile. È uno stato. Sì, no. Cos'è? È uno stato il Brasile. Il Brasile è uno stato. Dal Brasile ci scrive José. Cos'è? Oh signore, è uno stato. Me lo sono anche appuntato. In America del Sud a ovest dell'America centrale e del nord si guarda verso est. Prima o dopo dovremmo cominciare a risolvere anche i suoi dei problemi. Prego, Elsa, vada. Allora dal Brasile ci scrive José. José. Leggi te, Gaetano. No, vabbè, ma non lo scrivo, scusi, dica tra il Brasile. Leggi. Allora, va bene. Allora dice è la mia prima relazione a distanza. Ma devi leggere su prima, Gaetano. Dove? La mia ragazza è una manager e lavora tra il Brasile e New York. Ah, ok. Quindi in Messico. In che senso? Tra il Brasile e New York. No, ma te guardi la cartina orientandoti verso con lo sguardo opposto al sud. Tra il Brasile e New York c'è il Messico. Mi segue. Credo intendesse dire che lavora a cavallo tra il Brasile e il New York, capisci? Quanto ci mette? Ma non a cavallo, questa. Ma vai in aereo, cosa vai a cavallo? Ma quanto come fa a lavorare? Proseguo io con la lettura della mail. Ok. Sì. È incredibile. Dicevamo è la mia prima relazione a distanza e non so come affrontarla. C'è qualche regola? Sì, ci sono 4 regole in amore. Perfetto. Che se le applicate troverete l'amore se siete single. E se le applicate ma avete già una relazione, perché no? Potete trovare altre relazioni. Altre relazioni o altri nuovi amori, insomma, con le 4 regole dell'amore. In amore non contare il quanto. Conta il come. Vada. Non contare quante volte ti ha detto ti amo. Perfetto. Conta quante volte te lo ha dimostrato. Bello. Non contare ciò che è stato. Conta ciò che è. Bellissima questa. E? Basta? No, che sono 3. No, guardi, sono 3. 1, 2, 3. Ma vi ho detto di non contare. Non contate, insomma, anche voi. Vabbè, potremmo tagliarla qua. Cioè, non è che ne dici una di tagliarla e a tagliarla. Perché... Grazie alla nostra Elsa Faggin. Il Brasile è uno stato. Adesso vi faccio vedere. Lo so! Everybody moving.